Nel centro abitato di Racalmuto, una persona di 81 anni, pensionato dalle iniziali AM, mentre rincasava veniva aggredito alle spalle da una malvivente. Il fatto è successo domenica 21 febbraio verso le ore 14. La donna gli sferrava numerosi colpi di martello al capo, lo tramortiva, lo trascinava in casa, lo rapinava del portafoglio contenente 400 euro e lo chiudeva in camera da letto abbandonandolo ad agonizzare per poi fuggire. Nella tarda serata del 22 febbraio i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Canicattì e della stazione di Racalmuto hanno arrestato una donna dalle iniziali GG, 42 anni, badante di Canicattì, sottoponendola a fermo di indiziato di delitto perché ritenuta responsabile dell'efferata rapina. Già nel pomeriggio di domenica i carabinieri di Racalmuto, accorsi presso l'abitazione della vittima durante il sopralluogo, avevano raccolto tracce della malvivente, repertando le impronte che l'aggressore aveva lasciato camminando nel sangue della vittima. Le indagini hanno avuto una svolta rapida allorquando gli investigatori del NOR di Canicattì, controllando le immagini registrate dalle telecamere del centro abitato di Racalmuto, hanno identificato una donna molto robusta che si aggirava nei pressi dell'abitazione della vittima in un orario compatibile con quello dell'aggressione. Un'altra telecamera aveva ripreso in pieno l'auto usata da questa sagoma, permettendo così di risalire al proprietario, che era una badante pregiudicata di Canicattì. I sospetti quindi si sono concentrati su questa persona, che attualmente è sottoposta alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale, la quale aveva già prestato servizio come badante presso l'abitazione della vittima stessa l'anno scorso. Da lì era stata allontanata quando l'anziano si era reso conto di essere stato derubato e l'aveva denunciata ai carabinieri. Nel pomeriggio dello scorso 22 febbraio i militari hanno così perquisito l'abitazione indagata. Messi al sole ad asciugare c'era anche la felpa e il cappuccio simile a quella indossata dalla donna ripresa nelle immagini registrate nei pressi dell'abitazione della vittima e un paio di scarpe da ginnastica ben lavate che, sottoposto al test dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento, mostravano ancora in evidenza tracce di sangue. I gravi indizi di colpevolezza relativi alla rapina pure aggravata, uniti al pericolo che la donna, consapevole del gravissimo fatto commesso, avrebbe potuto tentare di sottrarsi alle investigazioni, hanno determinato i carabinieri ad arrestarla. In nottata l'indagata è stata così portata dai militari presso il carcere Petrusa di Agrigento, dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Sì, quella che abbiamo arrestato stanotte è una donna di Canicattì che è ritenuta responsabile della gravissima rapina commessa domenica pomeriggio ai danni di un anziano signore di Racalmuto. L'anziano è stato sorpreso, aggredito alle spalle mentre rientrava nella propria abitazione verso le ore 14, colpito con numerosi violentissimi colpi di martello al cranio e dopo essere stato rapinato del portafoglio è stato abbandonato praticamente in una pozza di sangue, chiuso all'interno della propria camera da letto, chiuso da fuori all'interno della propria camera da letto e lì abbandonato ad agonizzare. Le indagini svolte rapidamente dai carabinieri della compagnia di Canicattì hanno, oltre che permesso di individuare la persona responsabile di questa efferata azione, tracciato la relazione che c'era purtroppo tra la vittima e l'aggressore. L'aggressore era la badante della vittima, aveva lavorato nel 2020 presso l'abitazione di questo anziano signore. Questo anziano signore che poi si era visto derubato praticamente degli averi da questa donna e l'aveva licenziata. Quindi la vittima conosce perfettamente l'aggressore, ma l'aggressore conosce molto bene la vittima, conosce le abitudini, sa dove abita, sa quali posti frequenta e quindi ha scelto bene, in maniera predatoria, il posto, il luogo, il momento, l'ora migliore per colpire. Noi dobbiamo in questo momento fare un appello, oltre a rinnovare l'appello alla prudenza alle persone, specie alle persone che vivono da sole, alle persone vulnerabili. Lo diciamo sempre, bisogna fare attenzione quando apriamo la porta di casa, a chi apriamo la porta di casa. Stavolta ci sentiamo in dovere di esortare
le persone anziane che hanno bisogno di avere qualcuno in casa, a fare particolare attenzione nel momento del reclutamento di queste persone che ci mettiamo vicino, che facciamo entrare in casa nostra. Ecco, mi sento di dire la stazione dei Carabinieri, in questo caso la stazione dei Carabinieri di Racalmuto, il maresciallo comandante della stazione dei Carabinieri è persona sempre a disposizione. Nel caso in cui qualcuno avesse dubbi, perplessità, ritenesse di rivolgersi ai Carabinieri per avere un consiglio su chi sceglie da mettere in casa, ecco, non esitate a interpellarci in questo caso, perché davvero in questo momento purtroppo annoveriamo numerosi episodi di persone anziane che vengono aggredite da chi ritenevano di essere invece loro amiche, con numerosi precedenti per fatti purtroppo specifici. E nel 2020 era stata raggiunta dalla misura di prevenzione personale dell'avviso orale inflittali dal questore di Agrigento, perché appunto ritenuta sulla base di questi elementi capace di commettere delitti della stessa specie dei quali purtroppo è stata protagonista nelle ultime ore.